Ben ritrovati in studio in diretta, parliamo di giovani di ieri e di oggi e di come cambiano e come sono cambiate, come cambieranno poi le relazioni appunto tra i giovani. In compagnia del dottor Michele Canillo, prima della pubblicità stavamo insomma un po' chiacchierando sugli stili relazionali, come nascono, come si evolvono, quali sono gli esempi un po' di questi giovani, ma quando queste relazioni sono insicure, conflittuali, quando c'è forse un grado anche di dipendenza elevato, quali disturbi possono poi insorgere, dottore? Allora, il grado di dipendenza è un aspetto sempre molto importante nella qualità delle relazioni. Partiamo un po' da un assunto di base, cioè non si può non dipendere. In un certo senso un piccolo grado di dipendenza è necessario, no? Ma questo lo aveva già, diciamo, era già stato consolidato negli anni 50 nella psicologia dei costrutti personali. Cioè, cosa significa? Che in una certa misura noi nasciamo all'interno di un rapporto di dipendenza, che è quello con la mamma fondamentalmente, poi si allargherà a quello paterno o comunque diciamo con le figure, come dicono gli anglosassoni, le caregiver, quelle che offrono accudimento. Quindi da quel rapporto di dipendenza, in cui la dipendenza è uno a uno, no? Perché la persona fondamentale diventa la persona che ci accudisce, da lì poi si complica un po' il mondo, ovvero il nostro grado di dipendenza tende a disperdersi e quindi a suddividersi. Questo diventa fondamentale come passaggio e andrebbe fatto nella adolescenza, in cui cominciamo a disperdere la quantità di dipendenza con le figure genitoriali anche un po' al resto del mondo. È un passaggio molto importante, perché se non riesce quel passaggio lì, succede che tendiamo a ricorrere troppo spesso all'aspetto di maternage, quindi alla cura e all'accudimento totale, che però il resto del mondo non sarà in grado di darci allo stesso modo. Cosa accade? Che le persone che rimangono bloccate in quel tipo di dipendenza estrema, che è quella un po' della relazione materna, diciamo quelli che socialmente definiamo come i viziati, in realtà non è che lo facciano per cattiveria, ma lo fanno semplicemente perché quella è la modalità relazionale che hanno appreso. Tendere a fare il viziato, ovvero ad avere troppe esigenze verso ad esempio il partner, verso il datore di lavoro, è chiaro che sono operazioni destinate a fallire, no? Non possiamo chiedere al nostro partner di vivere esclusivamente per noi. Il nostro partner o la nostra partner avrà anche bisogno di altre relazioni, di diversificare la giornata, di lavorare, di studiare, di dedicarsi agli hobby, eccetera. Le persone estremamente dipendenti chiedono un assorbimento quasi totale. Perché? Perché riproducono quell'aspetto di cura e accudimento materno. Quindi questo è un passaggio molto importante. Le persone in età adulta poi succede che stanno male quando hanno dipendenze troppo concentrate, quindi vanno essenzialmente un pochino disperse e quindi cosa succede? Che quel termine che si chiama che noi definiamo negativamente come dipendenza diventa essenzialmente una soddisfazione dei nostri bisogni, per cui il mio bisogno relazionale di un certo tipo di autostima sarà con l'amico X, il mio bisogno affettivo sarà con la partner, con la fidanzata, con la moglie, il mio bisogno di mettermi alla prova sarà nel mio hobby. Allora quella è una buona distribuzione. Altro aspetto è quello del tipo di attaccamento, no? Abbiamo citato prima appunto come ci siano degli studi che hanno proprio confermato questa, è stata una scoperta molto importante di un autore che si chiama Bowlby, anglosassone anch'egli, appunto hanno suddiviso in diversi tipi di attaccamento, diciamo principalmente quelli importanti che sono l'attaccamento sicuro, ovvero una persona che all'interno di una relazione, diciamo sempre convenzionalmente con la mamma, ma non è detto che sia, perché ci sono anche famiglie dove per qualche motivo una mamma non c'è stata, ma c'è stato un papà, c'è stata una figura adottiva, c'è stato uno zio, un parente o anche un estraneo. L'importante è che la persona che dà accudimento dia stabilità e non faccia insorgere diciamo, l'insicurezza della continuità di accudimento. Cosa significa?
che la persona che accudisce può anche arrabbiarsi, può avere delle rimostranze nei confronti del bambino, ma non deve mai mettere in dubbio il fatto di poterci essere. Quindi la stabilità diventa fondamentale, perché diventa l'idea nel bambino, la percezione di continuità. Quindi sì, la mamma o il papà si possono anche arrabbiare, ma mi vogliono bene, non è messo in discussione quello. Attaccamento insicuro è uno scalino dopo. Cosa succede? Lì l'idea di continuità vacilla, i bambini cominciano ad essere insicuri, arrabbiati, hanno reazioni sempre scontrose rispetto alle figure di attaccamento, perché percepiscono che non c'è molta continuità, fino ad arrivare all'attaccamento disorganizzato che, ahimè, è un attaccamento dove i bambini hanno subito essenzialmente una serie di traumi con la T maiuscola, cioè evento singolo drammatico, o traumi con la T minuscola, non perché contino meno, ma perché sono piccoli eventi traumatici, ma ripetuti e costanti nel tempo. L'attaccamento disorganizzato purtroppo è quello che poi farà sviluppare in età adulta molte patologie importanti di tipo psicologico o psichiatrico, e quindi è bene sempre prevenire questa parte. Quando raccontiamo episodi di violenza o, ai noi, di femminicidio, possiamo andare a ricercare un po', diamo sempre la colpa, ecco, dalla eccessiva dipendenza, attaccamento, ecco, nei confronti dell'altra persona. Possiamo un po' andare a ricercare le cause proprio anche a un'età, insomma, un po' più giovane, più adolescenziale, insomma, lo sviluppo di modelli forse comportamentali e relazionali di questo tipo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Chiaramente questo è un compito che spesso spetta agli specialisti, a tutti noi specialisti che ci occupiamo poi di questi casi drammatici e che spesso siamo anche coinvolti come consulenti tecnici nei vari processi giudiziari. Ovviamente c'è un aspetto di superficie, no? Allora immaginiamo il classico caso di cronaca che purtroppo continuiamo a leggere sui giornali, in cui c'è l'uomo violento, l'uomo possessivo, che spesso ha tratti narcisistici, che spesso è un uomo che può avere un grande isolamento rispetto alla società, o a volte diventa quasi un manipolatore, quindi ben visto da tutti, che ha dei bisogni estremi in realtà dietro, che compie un atto drammatico verso una donna che, sempre nella media dei casi, purtroppo è una donna che già ha subito delle violenze, che già purtroppo è come se fosse un po' rassegnata a quel mondo lì, perché spessissimo, fa già parte della sua infanzia, della sua abitudine precedente. Se andiamo ad approfondire questa situazione, emerge sempre che il tutto si è creato nelle rispettive famiglie e quindi molti anni prima, lì dove da un lato magari c'è una tendenza per la vittima in questione alla dipendenza estrema, al subire in silenzio, al sentire e percepire di non valere molto, no? E quindi come se fosse la violenza nient'altro che quello che si merita. E quindi c'è anche purtroppo in molti casi una sorta di atteggiamento difensivo nei confronti dell'aggressore, proprio protettivo, perché temono in fondo di poter perdere quelle attenzioni malsane, ma che in qualche modo hanno fatto parte di qualcosa per la persona vittima di familiare, di conosciuto. Dall'altro abbiamo spesso dei profili importanti di violenza da parte di questi aggressori, in cui c'è stata una familiarità ovviamente con l'aspetto aggressivo, violento, o a volte non necessariamente violento, ma di eccessivo potere all'interno della famiglia, come se avessero imparato a poter manipolare anche i genitori, e quindi si crea una sorta di senso di onnipotenza anche lì. Pertanto i bisogni non soddisfatti diventano spesso una fonte di scatenarsi di violenza tesa al pretendere che i propri bisogni siano soddisfatti. È chiaro che è un meccanismo che si è inceppato tanti anni prima.
e lì insomma si va un po' a ritroso e si cerca di capire appunto qual è la causa. In chiusura, i giovani di oggi si corteggiano ancora? I giovani di oggi, io noto che pochi si corteggiano ancora, pochi hanno questa attenzione un po' al rito del corteggiamento, no? Che fa parte tra l'altro di molti mammiferi, non solo dell'essere umano. Altri hanno una metodologia molto più spiccia, che nella maggior parte dei casi non porta nemmeno a molto, ma che purtroppo sembra essere un po' figlia dei nostri tempi, e quindi insomma sembra che il messaggino o il like o il tag su qualche social siano fonte di infraintendimento o siano una manifestazione di intenzioni. È un peccato. Io invito i giovani sempre comunque a sviluppare un aspetto emotivo di relazione, no? E quindi a lavorare, a sudare per ottenere insomma l'affetto che desiderano. Regalare un fiore, un libro magari, un piccolo gesto, insomma, che possa essere anche quello una spinta, insomma, a rivolgersi in maniera anche alternativa alle altre persone, all'altra persona. Siamo in chiusura e ringrazio il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, di essere stato con noi. Grazie dottore. Grazie a lei. Grazie anche a voi di averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.